Allora, qua ci sono altre due chiavi di lettura, soprattutto la prima chiave, tu hai detto, Petals è la prima canzone che ho scritto dopo tanti anni, parla del mio sentire interiore in maniera descrittiva e con molti riferimenti alla natura, per questo ne sono particolarmente legata. E si è visto che ne eri particolarmente legata, perché l'hai cantata, l'hai sentita in modo molto particolare, con tanto pathos. Il maestro ti ha seguita, anche lui aveva molto pathos, e anche i due produttori ti hanno seguita. Albert era lì, che ti seguiva in ogni momento, e lo stesso Maurizio. Cioè, è una canzone che riempie il gruppo, è fondamentale, è la title track e secondo me la canzone più significativa del disco. Io l'ho sentita così. Sì, ne sono felice che... Per me è arrivato il nostro direttore artistico, Alberto Pisco. Per me moltiplici significati sono quelli, nel senso l'inizio, appunto per... la ripresa dello scrivere. Esatto, da un po' di tempo, vero? Sì, e il significato che poi l'ha letto prima Agostino, che i petali sono le varie canzoni appunto che compongono l'album, che fanno parte della stessa matrice. E sono particolarmente legata perché descrive molto il mio stato d'animo dell'epoca, del momento. È proprio un luogo. Cioè, infatti lo dico il testo, dice è un luogo dove la pace e la guerra convivono, la rabbia, non la guerra, la pace e la rabbia convivono. Sono tutte tue esperienze queste canzoni? Ma diciamo che essendo molto tumultuosa interiormente sono stati d'animo, sentire, sì, grazie a quelli poi. Ma io sono curioso, come nascono queste canzoni? Dipende, ad esempio questa è nato prima il testo, mi ricordo ancora che ero su un prato a prendere il sole e avevo voglia di malinconia e mi sono messa a scrivere questo testo ed è nato dal testo proprio e poi ho scritto la musica. Poi invece altri brani invece sono nati prima dalla musica e poi ho scritto il testo sulla melodia, ad esempio Not Alone che ho cantato prima. Ho scritto prima la melodia, la musica insieme a Maurizio sempre, e poi ho scritto il testo a seguire. In Petals nel disco ci sono gli archi che hanno una funzione molto importante, significativa, ma anche il maestro stasera ha sostituito degnamente gli archi. Non giocando, grazie Maurizio. Non giocando. Adesso mi stai facendo una sviolinata tu. No, ma ti spiego il perché. Hai sostituito gli archi. Nel primo pezzo è una fase molto più ritmica, molto più veloce. Qui è più cullata, proprio accarezzata, perché stava accarezzando il tuo pathos vocale in Petals. Questo l'ho sentita così. In questo pezzo. Guarda Maurizio, però una cosa. Dimmi. Tante volte si dà merito al pianista perché magari uno dice è la voce che riesce a compensare quelle che sono un po' anche magari delle carenze che possono esserci tecnicamente, perché tu non hai nessuna carenza stasera. Ti ringrazio. Assolutamente. Cioè voglio dire che la tastiera non potrà mai sostituire il suono di un acustico, certo, di un violino, di un pianoforte. Ecco, la capacità è quella anche di riuscire a compensare questi gap. Infatti tutte le volte che noi abbiamo la possibilità di esibirci e di presentarci insieme, tutti colgono queste caratteristiche, però ti posso assicurare che è proprio la caratteristica della voce di Cecilia che riesce a compensare. Ma com'è, già che stai parlando di questo pezzo e di questa cantante Alessandro, com'è lavorare con Cecilia? È molto difficile. Devo dire che è molto difficile. Com'è nell'ambito... Genio e sregolatezza? No, assolutamente. Allora, devo dire che anche coccola molto i suoi artisti. Generalmente le nostre per dirla in inglese, session, ok? Sono, a mio modo di vedere, a carattere familiare, nel senso che abbiamo la presenza dei creatori, quindi intendo dire creatori del progetto, certo, che con la loro presenza mai vengono per creare che ne so io, voler disegnare, no, vengono per permetterci di riempire magari
quelle che sono le nostre visioni, le nostre vedute, anche perché effettivamente ci dobbiamo poi misurare con il vostro pubblico, anzi che ringraziamo e ci auguriamo che sia numerosissimo stasera. L'acustico è difficile, Alessandro, è molto difficile, molto difficile. Stasera c'è molta difficoltà perché l'acustico è proprio praticamente lo schema più importante. Con l'acustico si sente se un artista è valida. Secondo me sono pienamente d'accordo con te. Cioè non lascia non ci sono alibi, non ci sono giri. Devo dire che la vostra atmosfera ci sta veramente coccolando e ci sta realizzando. Però vi posso dire che lavorare con Cecilia, per una persona come me che viene da un'esperienza completamente diversa, io vengo dal mondo del jazz e quindi per me è un'opportunità, è una cosa meravigliosa. Io vorrei augurare, mi piacerebbe veramente augurare alle persone di poter venire ai concerti di Cecilia, anche per capire quanto di umanità c'è, cioè quanto di vero. Oggi non c'è più il vero, oggi c'è il disco, c'è ok, però questa è la realtà. La realtà è un po' quello che mi dicevi tu, Agostino, sulla la vostra missione, no? Della vostra radio, quella di proporre una cosa vera, cioè un messaggio. Beh, noi cerchiamo di far ascoltare le persone, i cantanti, gli artisti che magari non hanno molta luce, molta visibilità, ecco, che allora scopri artisti come lei, come Cecilia, che non mi vergogno a dirlo, lo dico sinceramente con tanto affetto nei confronti suoi, è una grandissima artista e una grande voce. E secondo il mio punto di vista, e quello di Maurizio, e quello di Alberto che è qui presente, e quindi è il nostro credo, insomma, quello di far ascoltare questa gente qui che merita, e mi assumo la responsabilità, che molto spesso e volentieri sono decisamente migliori di tanti big. Grazie. Io la penso così. Grazie. Te l'ho detto anche prima, insomma. E invece Cecilia, invece com'è per te lavorare con artisti così come con Alessandro? Ma è sempre bellissimo, si crea sempre... Cioè a me piace, soprattutto perché si crea un legame affettivo, l'amicizia, e si ride, si suona, si finisce di suonare, si fa altro, si vuole giocare a burraco, si gioca a burraco. E mi piace questo, che si crea proprio un rapporto umano, che è assolutamente fondamentale, per cui sì, la serietà nel lavorare, quindi nel suonare insieme, nel ricercare una simbiosi, ecco, però al di là di questo c'è sempre il rapporto che nel senso è la base, assolutamente. Questo anche con i miei produttori, così, nel senso non ci dimentichiamo mai cioè questa è una cosa fondamentale, anche perché la musica se no non avrebbe senso così, giusto, per me. Poi le cose più semplici sono sempre quelle più belle, giusto? Vero, sì. Maurizio, mi confermi? Sì, no. Non te, Maurizio Maurizio Rossi, sì. Confermo al 100%. Ti vedo perso con la telecamera. Sì, sto facendo di tutto, riprendo. Stasera non mi vedrete in telecamera. Lei, Cecilia, ha citato il discorso della produzione di Maurizio ed Albert e ha citato anche una cosa dell'etichetta, che è una serie cioè un momento di coesione, di scambiare idee, di scambiare momenti. Una cosa che non succede più, le etichette da adesso non sono più così, Albert. La vostra è un po' atipica, allora, da questo punto di vista. Sai, mi fai sempre quelle domande. Ma voglio sapere tutto, sai? Guarda, una volta ti parlo, io penso che tu hai qualche anno in più di me. Sì, molti anni più di te. Ok. È un nonnetto. Ma non è vero. A quei tempi quando entravi in uno studio, al di là che era come andare a Gardaland, perché ti sembrava di essere un altro, portavi rispetto perché non ti sembrava già vero, non era accessibile. Però ti sedevi prima a parlare col direttore artistico. Il direttore artistico era semplicemente quella persona che valutava se tu quanto avevi di umiltà e da dare e quanto volevi solo arrivare, prima ancora di sentirti aprire la bocca. È vero questo. Adesso le cose sono puramente dei progetti commerciali, a mio avviso, senza stare qua a fare sempre gli stessi nomi delle produzioni grosse televisive. Però recentemente noi abbiamo la fortuna di lavorare con un vocal coach che si chiama Alessandro Del Vecchio, e lui adesso sta producendo l'ultimo album dei Toto e lavora parecchio anche con questi grossi produttori. Diceva che è un po' anche la cultura che c'è qua, nel senso che grosse produzioni ancora all'estero
prima di farti entrare a cantare vogliono sapere che persona sei. Vedi. Torniamo sempre sempre spelato, sempre qua, infatti. Poco da fare. Quindi quando dobbiamo fare una scelta, al di là del marketing, al di là della scelta di sonorità, ovviamente ognuno può prendere le sue responsabilità. Io ne so più in certi fattori, Mauri in altri, Fabiani in altri, ma la cosa comune è quella che io non mi permetterei mai di mixare questo disco come voglio io, se devo danneggiare il lavoro o la voce di Cecilia o un arrangiamento di Mauri o il pianoforte di Fabiani. Cioè, il concetto è questo, che se non hai bene in testa la squadra e non riesci a capire tutto il lavoro di tutti, ci sarà sempre un anello mancante. Certo. Questo è chiarissimo. Cecilia, io ti porto i complimenti da parte di Lorenzo Vale, che ti sta ascoltando e dice: l'ho sentita prima per radio, farle tanti complimenti, voce da brividi. Grazie. Mi state riempiendo, proprio mi abituo, non va bene. Se vuoi facciamo fino a domani mattina. Senti, hai voglia di fare un po' di pausa? Facciamo ascoltare qualcosa dal disco o vuoi cantare ancora dal vivo? No, facciamo ascoltare qualcosa dal disco. Allora, io direi, se tu sei d'accordo, siccome parlavi di rapporto umano, che siete inseparabili. Ok. Facciamo ascoltare la canzone che si Inseparable, Magnetic Field.